In provincia ora per parlare dello scontro in atto sull'ospedale di Isola della Scala. La sentenza del TAR dice che va chiuso, ma il sindaco Miozzi non ci sta e risponde alle affermazioni di Luca Coletto, assessore regionale alla sanità. Ma in serata un vertice tra i due annuncia un chiarimento. Guai a parlare di chiusura. L'ospedale di Isola della Scala non si tocca, questo almeno è il grido di battaglia del sindaco Miozzi. Il primo cittadino scende in campo dopo l'annuncio del via ai cantieri per la ricostruzione del nosocomio di Villafranca, operazione benvenuta ma che apre anche all'incorporazione di molti dei reparti presenti oggi proprio a Isola. C'è una sentenza del TAR che impone la chiusura, ha detto l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, scatenando la risposta di Miozzi. Io non sono d'accordo sulla chiusura così a freddo come ha detto lei, anche perché l'ospedale di Isola della Scala è posizionato in una zona della provincia completamente sguarnita dal punto di vista dell'assistenza sanitaria. Dunque Isola della Scala dovrà assolutamente avere delle peculiarità, noi le stiamo chiedendo, abbiamo fatto diversi incontri, dunque non sarà chiuso, eventualmente sarà convertito, ma garantendo dei servizi che sono importanti per il nostro territorio, partendo per esempio dal punto del primo soccorso. Su questo non intendo assolutamente fare passi indietro, anche perché in tempi non sospetti avevo detto che la soluzione migliore per il territorio era costruire un nuovo polo che fosse idoneo a coprire tutto quel territorio lì. Ricordo che la Bassa sono più di 200.000 abitanti della nostra provincia che si troverebbero scoperti, questa è una grossissima responsabilità. Penso che nessuno voglia prendersi la responsabilità di lasciare sguarnita completamente questa zona e se qualcuno lo farà dovrà poi rispondere a queste persone. Ma tra i due contendenti già in serata c'è stato un faccia a faccia in provincia sull'argomento ed è lo stesso Coletto, raggiunto al telefono, a chiarire: Isola sarà riconvertito, non chiuso. Quella tra Nogara e Villafranca è una zona troppo ampia per pensare di lasciarla sguarnita. Non mi sarei mai sognato, dice Coletto, una soluzione del genere. Per l'80% però la richiesta del territorio isolano è di ambulatori, prelievi, ecografie, risonanze magnetiche, TAC. Non ospedali per acuti dunque, ma certamente un presidio da mantenere, quantomeno per i servizi ambulatoriali.